Ma è necessario, cioè perché le cose funzionino da noi in Italia bisogna necessariamente controllare tutto, normare tutto, incasellare tutto quanto, si parla tante volte di cultura, cultura della sicurezza, cultura del lavoro, non c'è questa, non siamo come altri paesi un po' più virtuosi. L'esempio che faccio spesso è quello della cintura di sicurezza. Forse ci ricordiamo che nessuno di noi la portava, anche quando le autovetture ne erano munite, e penso che più o meno tutti noi, o insomma la stragrande maggioranza, finché non ha preso le prime sanzioni, prima o seconda sanzione, non le portava le cinture. Un po' alla volta l'uso della cintura quindi è entrata nella nostra abitudine e possiamo dire di avere la cultura della sicurezza. Non in tutte le regioni è così comunque. Rispetto all'Europa avete mai fatto vedere un po' in Europa se ci sono paesi più virtuosi o meno? Ma sostanzialmente problemi ce li hanno anche gli altri paesi europei. Le norme sostanzialmente sono le stesse perché derivano da direttive comunitarie. Poi vengono in qualche maniera vestite su misura per la realtà del paese, però derivano tutte da un filo comune conduttore che è quello della comunità europea. Le norme sono le stesse e ci sono naturalmente dei paesi che hanno delle abitudini un po' più virtuose delle nostre, però il problema fondamentale è a livello europeo, tant'è che è una preoccupazione della Commissione europea, non tanto solo dell'Italia. Sì, infatti perché vediamo un po' la slide successiva, perché dico, sembra inverosimile una cosa del genere, però d'altra parte succede. Anche qui vediamo un attimo la distinzione, proprio quello che lei enunciava prima per le regioni, in base alle regioni, e abbiamo le casistiche sostanzialmente, cioè quanti casi si sono verificati dall'inizio dell'anno adesso fino ad aprile, ricordiamolo. Sì, sono gli indici di incidenza, sostanzialmente il primo che state proiettando è il Trentino Alto Adige, e quindi questi sono gli indici di incidenza, ossia il rapporto tra infortuni mortali e numero della popolazione lavorativa. E possiamo vedere quindi quello che abbiamo visto prima nella cartina estesa, ma qui si nota un po' di più la differenza. Sì, è molto no? Trentino Alto Adige ha un indice di incidenza molto elevato, indice di incidenza di mortalità molto elevato. E poi a scendere tutte le altre, fino a quando l'indice si abbassa, fino ai livelli minimi che sono le zone bianche. Assolutamente. Allora, andiamo alla slide successiva, perché anche questa è interessante in quanto ci fa capire le modalità di accadimento, e questo dovrebbe già aprire delle possibilità anche di indagini, di analisi più approfondite, qualora qualcuno volesse mettere anche l'impegno per risolvere le questioni. Che cosa avete riscontrato? Sì, fondamentalmente quest'anno c'è stata una ripresa economica e quindi anche un maggiore spostamento dei lavoratori, no? Il lavoro da casa è diminuito fortemente, per cui c'è uno spostamento in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro, e di conseguenza gli infortuni in itinere sono aumentati rispetto all'anno scorso. Gli infortuni nei luoghi di lavoro si fa complesso il paragone sempre per il discorso del Covid, che ha falsato un po' tutti i dati che abbiamo, però comunque sostanzialmente nei luoghi di lavoro sostanzialmente la situazione è stabile se non aggravata se andiamo a togliere i casi Covid. Poi c'è anche il discorso di chi si fa male quando in occasione di, per esempio guidando nei trasporti, il settore dei trasporti, della logistica dei trasporti è il settore più colpito dagli infortuni mortali. Segue la cantieristica, che come vi dicevo è uno dei luoghi più a rischio, questo un po' lo sappiamo da sempre, proprio perché si lavora in altezza, si lavora anche con dei carichi che sono molto pericolosi sugli impianti. Di conseguenza possiamo dividere, come vedete qua, modalità di accadimento. In occasione di lavoro si intende nei luoghi di lavoro, oppure per motivi di lavoro, ossia durante le 8 ore di lavoro quando si viaggia con un mezzo di trasporto, oppure in itinere, che quindi lì in itinere sono nel tragitto casa-lavoro. Chiaro, che anche questi sono abbastanza frequenti comunque, contrariamente a quanto uno può immaginare, ce ne sono tanti. Ce ne sono moltissimi, colpiscono anche le donne, mentre le donne normalmente sono colpite meno nei luoghi di lavoro,
Anche se anche qui il Covid ha falsato, perché nel settore sanitario ovviamente c'è molta presenza femminile e quindi voi avete troviamo anche il molte settore denunce. sanitario, anche quello importante infatti. Andiamo ancora avanti nella slide che ci mostra uno spaccato che un po' riassume, forse chiarifica quanto si stava dicendo, perché si vedono bene le percentuali. In occasione di lavoro senza mezzo di trasporto 164, la fascia azzurra. Sì. In occasione di lavoro vuol dire proprio senza mezzi di trasporto, quello che succede proprio quando operi in azienda, sostanzialmente. Nell'azienda, quando utilizzi un macchinario. Che poi tra l'altro voi avete fatto anche in passato delle indagini, continuate a fare, spezzettando ulteriormente, andando a vedere anche l'età, il giorno della settimana in cui a maggior frequenza si verificano questi incidenti, che contrariamente a quanto uno si immagina è all'inizio della settimana. Sì, in questo momento è il martedì il giorno più colpito. Era il lunedì una volta. Era il lunedì, sì, infatti. Comunque vedrà che probabilmente tra qualche mese, quando i dati dell'anno saranno un po' più consistenti, passeremo al lunedì. Comunque lunedì, martedì più o meno siamo lì in questo momento. Il lunedì probabilmente al rientro dal weekend si tende a essere un po' più distratti o magari anche più stanchi, perché la stanchezza incide molto comunque nel rischio di infortunio. Tant'è che i giovani mediamente soffrono meno anche per questo motivo, anche per la prestanza fisica rispetto agli anziani. E quindi il giorno, ma l'età, le fasce di età sono molto interessanti, perché spesso e volentieri, per non dirle quasi sempre, quando si valuta il rischio in un'azienda non si tiene conto delle fasce di età. Ci sono aziende che hanno una popolazione lavorativa, chiamiamola così, comunque dei dipendenti, del personale giovane. Ci sono aziende che hanno personale meno giovane, di questo bisognerebbe tenerne conto, perché come vi dicevo prima cambia moltissimo il fattore di rischio, cioè l'indice di incidenza, ossia qual è la probabilità che accada un infortunio, per gli anziani è 7 volte maggiore, come vi dicevo, rispetto a una persona di un'età giovane, 30 anni, 35 anni. Ma anche nei giovani c'è una differenza tra chi entra all'inizio nel mondo del lavoro, quindi 15-24 anni, tant'è che ci sono stati ultimamente dei casi durante lo stage. Infatti questo era l'altro capitolo che volevo affrontare, perché siamo stati anche là sollecitati ad affrontare questo problema molto delicato e che poi ha mosso anche molti giovani e ha creato un po' di malumore. Allora, prima completiamo questo capitolo qui di analisi che voi avete fatto. Relativamente a questo aspetto, lei giustamente diceva che sono più anziani, è un dato di fatto oggettivo, e questo ce lo fa anche comprendere bene. Però stavo pensando, le persone sono sensibili anche dopo un certo periodo di tempo che lavorano in azienda, che rivestono un certo ruolo, ad essere stimolate ad adottare anche criteri lavorativi che richiedono un maggiore attenzionamento, che richiedono anche il porsi diversamente rispetto all'abitudinarietà, perché credo che sia l'abitudine che fa sì che la persona, sto pensando ai cantieri, nel settore edilizia, no? Ma anche chi utilizza certi macchinari lo fa con una certa facilità. Certo. Sì, ma basta pensare come guidiamo noi. Alla guida di un'autovettura si presta attenzione, sì, però con il tempo si tende sempre a perdere quel livello, quella sensibilità, quell'attenzione che fa sì che poi certi incidenti non succedano. E questo succede anche nel mondo del lavoro, cioè la troppa esperienza porta anche ad abbassare la soglia di attenzione, no? Ecco, questo è uno dei motivi per cui le persone anziane che hanno molta esperienza tendono a dammi qua che faccio io, no? Sì, esatto. So fare io. Poi, soprattutto in certi luoghi come i cantieri, questo può portare a conseguenze tragiche. Quindi i livelli di attenzione e naturalmente la prestanza fisica, perché nelle persone più anziane la prestanza fisica è minore, quindi togliersi anche da un eventuale pericolo, quindi allontanarsi da un pericolo, da un punto di vista, pensiamo a lavorare in un ponteggio, rischio caduta, togliersi, aggrapparsi a qualcosa, la prestanza fisica fa la differenza. Infatti gli infortuni nelle persone anziane hanno una probabilità di accadimento molto elevata. Maggiore.